Innanzitutto, buongiorno. Buongiorno. Siamo felici di avere l'occasione di poter parlare con lei stamattina per parlare un po' della nostra città, diciamo di dare ai cittadini qualche informazione in più sull'attività svolta durante quest'anno. Naturalmente mi sento di iniziare dall'attualità di questi giorni, perché insomma è stato coinvolto in un'operazione di polizia tra giovedì e venerdì, tra mercoledì e giovedì in queste notti, che ha visto venire a galla insomma, dei coinvolgimenti anche politico-istituzionali con persone legate all'ambito mafioso locale. Ecco, una sua opinione non nello specifico sulle persone, ma proprio sullo stato della nostra città, visto che anche lei in passato ha puntato molto sul fattore di sicurezza, sul richiedere una stazione di polizia, ricordo io, anni fa. Quindi da una persona che ha preso sempre posizione contro questi fenomeni, come la vive da vicino così? Diciamo. Essere da vicino è, diciamo, la prima cosa che mi sento di dire è che il quadro che emerge da queste indagini, lo spaccato sociale di questa società è molto più grave di quanto si potesse immaginare. Diciamoci la verità, nessuno di noi in passato pensava che Amantea fosse l'isola felice di cui tutti parlavano. Questo io non l'ho mai creduto. Però onestamente non pensavo che lo stato sociale, diciamo così, il vivere sociale in questo nostro paese potesse avere raggiunto livelli di così inaudita bassezza. Questa è la cosa che mi amareggia di più ed è, diciamo così, in un certo senso alimenta anche la speranza che, diciamo così, in un certo senso il compito della magistratura, delle forze dell'ordine, cui chiaramente va la gratitudine per l'impegno, insomma, in un certo senso possa poi riconsegnarci un paese più normale. Ma c'è forse bisogno di maggiore presenza delle forze dell'ordine, delle istituzioni? Cosa è mancato per permettere questa... No, guarda, io non credo per la verità che la presenza fisica delle forze di polizia sia determinante in questo genere di cose. Ci sono tantissime altre realtà dove la presenza di polizia, di forze dell'ordine maggiore e i fenomeni delinquenziali avvignano lo stesso. Il problema è di una cultura sociale. Io credo che questa esperienza deve servire a tutti noi. Cioè Amantea ha la possibilità di ripartire, ma deve fare un bagno di umiltà. Cioè tutti noi dobbiamo renderci conto, io non sono manicheo, cioè io non penso che ci sia una distinzione netta tra il bene e il male. Purtroppo il male è così, diciamo così, si diffonde con estrema facilità, per cui comodo, diciamo, cosa? È comodo per comodo, cioè per cui ognuno di noi poi di più di meno si porta dietro delle responsabilità, anche i cittadini, io non parlo soltanto delle istituzioni, anche i cittadini, quando si acquisisce una certa mentalità. Io più volte in passato ho parlato di questa cultura particolare che poi diventa il terreno fertile, ecco, per certi tipi di attività. E comunque per quanto riguarda, quindi è importante ripartire, pigliare coscienza di questo fenomeno così devastante, pigliare coscienza di questo, fare un bagno di umiltà, ognuno di noi, ogni singolo cittadino, cambiare l'atteggiamento nei confronti della società di prestazione. Questo credo che sia la condizione fondamentale, basilare, perché Amantea possa ripartire. Per quanto riguarda, scusami, forse qui dunque troppo, ma sono punti impegnative che mi fai, quindi per quanto riguarda le forze dell'ordine, non c'è dubbio che a Amantea ci sarebbe necessità di avere un numero maggiore di carabinieri, che tra l'altro
sono alloggiati in una situazione difficile. E però io questo più volte ho sottolineato questa cosa, sia al prefetto Musolino, il prefetto di prima, appena mi sono insediato, ne ho parlato con il colonnello dei Carabinieri di Cosenza e credo che 2 o 3 mesi fa abbiamo messo a disposizione un'area comunale per la costruzione di una nuova caserma dei Carabinieri che possa ospitare un maggior numero di persone, di uomini, di mezzi, insomma, eccetera. Quindi stavamo proprio aspettando. Diciamo che questo potrebbe essere forse il simbolo della ripartenza, cioè segnalare che c'è un impegno istituzionale forte. C'è questo impegno. Noi abbiamo messo a disposizione circa 2000 metri quadrati di terreno vicino tra l'altro al palazzo dell'ufficio del giudice di pace, l'abbiamo messo a disposizione un terreno di proprietà comunale. Non riusciamo a costruirlo noi con i nostri mezzi finanziari per esempio, perché l'importo è un importo estremamente oneroso. Speriamo di avere notizie giornalmente. Tenga conto di un altro fatto importante. Noi abbiamo tentato di potenziare al massimo, una delle cose che abbiamo fatto in questo momento di emergenza, poi ne parleremo dopo, abbiamo tentato di potenziare al massimo anche il numero dei vigili urbani. Anche i vigili urbani svolgono ruoli estremamente importanti, cioè non è soltanto l'infrazione al codice stradale, svolgono anche indagini proprio di polizia giudiziaria. Abbiamo tentato di assumere il più che possibile tutti i 12 ragazzi che avevano fatto un concorso nel 2004, l'abbiamo chiamato, sono in regime di part-time, quindi con poche ore, ma già da allora avevamo avuto questa sensazione che bisognava assicurare una maggiore presenza nella città. Allora, andiamo avanti, passiamo a un altro tema caldo di questi giorni, che non può essere, visto come vive Amantea questo problema, quello dei rifiuti. Abbiamo visto che Amantea si è distaccata dall'Appennino Paolano SPA, che risulta anche coinvolto nelle ultime indagini, tra l'altro. Adesso come si vuole andare avanti? Come si può risolvere questo problema, o quantomeno come si può attenuare questo disagio che si vive in molte zone dove magari c'è più popolazione, quindi ci sono più rifiuti? Credo che il problema più spinoso che noi abbiamo, basti pensare che noi nell'estate scorsa abbiamo tutto sommato dato un'immagine buona, decorosa della nostra città, abbiamo avuto finalmente dopo 15 anni un mare pulitissimo, e però abbiamo avuto questo aereo dei rifiuti che ha sporcato, diciamo così, senza mezzi termini l'immagine del nostro paese. Allora, io sui rifiuti ne ho fatto sempre una battaglia, sin dalla campagna elettorale, quindi nemmeno quindi in piena campagna elettorale, e questa ho sempre venuto a precisare che non è stata una campagna di natura politica, di scontro politico diretto contro i vertici dell'Appennino. Io ho sempre sostenuto che il sistema, il tipo di organizzazione che ci si è dati, che impedisce secondo me un ottimale funzionamento di questo servizio. E io di questo ne ho parlato, ricordo benissimo, con il commissario per l'emergenza militare, il dottore Ruggero, che credo avesse recepito bene molte di queste mie idee, tant'è vero che ne ho parlato in un'audizione alla commissione parlamentare, facendo proprio, diciamo così, le proposte avanzate dal Comune di Amantea. Credo che questo qui va rivisto. Speriamo ora che il commissariamento, diciamo, è decaduto, le cose sono tornate alla Regione. Io spero che la Regione faccia sì che nel nuovo programma che sta per dare dia la libertà ai comuni di decidere come organizzare questo servizio. Questo deve essere il concetto basilare, perché in questo momento noi siamo obbligati a, diciamo così, a restare nell'ambito di questa società mista. Tengo a dire per la verità che su questo problema dei rifiuti